Faccio questo mestiere da... Cazzo! 10 anni! Wow, come passa il tempo! Non è sempre facile distaccarsi da se stessi, però quando mi succede io mi metto lì e penso ai cazzi miei, ecco. E poi prima o poi questo finisce. È così. Se ti va bene, guadagni un sacco di soldi. A me non è ancora successo. Il cliente più difficile è quello che ti chiede se ti è piaciuto. E cosa gli rispondi? Sì, bello, mi è piaciuto tantissimo, non l'ho mai fatto come l'ho fatto con te. Scusatemi, mi sono persa. Ricomincio. No, grazie, va bene così. Va bene così. No, ma andava bene davvero. La ringrazio, può andare. Va bene. Allora, grazie. Buongiorno. Ma dove sono? Me le ho prese? Sì, me le date Massimo? Mi scusi signora, io dovrei passare. Oh, mi scusi. Scusi, è che non trovo le chiavi. Sono la nuova... Stavo cercando le chiavi. Abito qui da poco. Piacere, Germana Battistini. Mi sono trasferita qui da poco con mia figlia e il mio compagno. Bene, io sono la dottoressa Elisabetta Rondini. Ah, dottoressa? Sì. Io sono un'attrice. Bene, se ha bisogno di qualcosa... Sì, sicuramente la chiamerò. Arrivederci. Mamma mia, che antipatica. Vabbè. Dotto, questa roba dove la mettiamo? Portatela in camera. Anche queste scatole, per favore. Va bene, grazie. Ciao, amore. Ciao. Allora, com'è andata? Non hai idea di quanto eravamo. Ma tu come l'hai fatto? Boh, quando penso di farlo bene non mi prendono, quando penso di farlo male mi prendono, non lo so. Ma che dovevi fare? La prostituta. Vado bene? Mi sembri Wonder Woman. Wonder Woman. Oddio, ho sbagliato tutto, non mi prendo. Dotto, noi abbiamo finito. Casomai torniamo domani. Wonder Woman. Va bene, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ti piace la casa? È bellissima. Piace anche a Monica. Il terrazzo è magnifico. Balcone. Ma qui ci si può mangiare. Mi devo sbrigare, devo andare in ospedale. Sono in ritardo. Ehi Aldo, guarda che tu devi venire con me a Parigi. E non ti inventare scuse, per favore. Ok? Mi sembra che le sto mantenendo le promesse, o no? Qualche volta sì, qualche volta no. Ma non sempre. Amore, è pronto? Arrivo. Per un po' bisogna andare a nanna presto, perché io stamattina sono in coma. Papà, quando me lo compri il libro sul Crilofosauro? Sul cosa? Sul Crilofosauro. E che cos'è? È un dinosauro. Amore, bevi il latte che poi fai tardi. Caffè? Va bene, te lo compro quando torniamo da scuola. Senti, la fai tu la spesa oggi, che almeno vado in palestra. Ma quante volte ci vai in palestra? Ma va, che non ci vado mai. Magari. Amore mio, ti vai a vestire? Che fra poco andiamo a scuola? No, aspetta, viene la mamma. Ma lascialo, dai, è grande, si sa vestire. Stefano, aspetta. Beh, la pressione è un po' bassina, ma nella norma. Dovresti riposarti, lo sai.
Comunque, se sei stanca, vai pure a casa. Il giro dei pazienti te lo termino io. Ok, allora vado. Grazie. A buon rendere. Qualsiasi cosa, chiamami. Grazie. Che palla. Sì, Aldo, sono io. E volevo dirti che sono tornata prima, non mi sento molto bene. Niente, non ti scordare della cena di stasera. Un bacio. Ma che cazzo è sta roba? Guarda qua. Lo vedi? Non funziona per niente, non mi piace. Ma cosa c'è che non ti piace? Il nuovo formato l'hai scelto tu, eh? Ma non è questione di formato, è il contenuto. Scusami Luca, ma guarda qua. Non hanno capito niente di quello che gli abbiamo chiesto. Poi ci hanno anche fatto avere le bozze in ritardo. Non mi dite che dobbiamo tenercele così. Le bozze ce l'hanno fatta avere in ritardo perché tu non ti decidevi a scegliere. Ti sei dimenticato? Cosa gli diciamo adesso? Guarda che ce li fanno pagare lo stesso. Che vuoi dire, che è colpa mia? Non lo so. No, dillo, perché se è colpa mia mi prendo le mie responsabilità. Guarda che io sono abituato a lavorare bene e per lavorare bene ci vuole tempo. Mi sembra che i risultati mi danno ragione, quindi non mi rompere le palle e cerca una soluzione. Come sempre. E impara a non rispondere. Che rompicoglioni questo. Sì, lo so. Che dobbiamo fare? Ah, Battistini, proprio te. Hai un minuto? Scusa, Mi dica, professore. Io riprovo a chiederti di dire a tua madre se ci fa l'onore di una sua visita. Rischi di perdere l'anno. Vorremmo sapere se ne è al corrente. Sì, purtroppo è stata molto impegnata e... Comunque glielo dirò di nuovo. E mi raccomando, Vorrei una vita normale. Una famiglia normale. Una madre che mi scoccia a forza di starmi addosso. 2 genitori che si amano, senza tante crisi del cazzo. Vorrei conoscere mio padre. Non ti muovere. Ora chiamiamo un'ambulanza. Niente di grave, stia tranquilla. Quel signore laggiù l'ha accompagnata. Grazie, dottore. Grazie. Hai visto? Oh, meno male, tesoro. Buongiorno, mi scusi. Sono Germana Battistini, la mamma di Monica. Piacere. Piacere, Mattei. Volevo ringraziarla, so che lei... Si figuri, no? Grazie davvero. Scusa, ma davvero non si può andare avanti così? In reparto manca tutto. Facciamo una riunione e vediamo se ci accontentano. Lo so. Adesso se riesco ne parla primario, ma non ti prometto nulla. E poi lo sai come vanno ultimamente le cose. Sì, lo so, però... Allora, dove andate in vacanza quest'estate? Ma ancora non abbiamo organizzato nulla, però credo in Sicilia come tutti gli anni e poi forse New York. È tanto che non vado e poi Aldo impazzisce per quella città. Bello. Ah, è fantastico. Noi ci andiamo tutte le estati. In caso possiamo organizzarci per andare insieme quest'anno. Sì, sarebbe carino. Comunque Aldo si è perso un piatto di pasta straordinario. Mi è venuta veramente bene stasera. Non ha proprio fatto in tempo. Vieni qua. Tu mi fai star bene. Dammi un bacio. Che cosa aspetti a dirgliela? Che cosa le devo dire? Che stiamo insieme da 3 anni. Mi hai rotto il cazzo con questa storia. Senti, Aldo, io mi sono stancato di vivere così.
Vuoi che glielo dica io alla tua mogliettina chi sei? Rispondimi. Rispondimi. Ti amo. Ciao. Com'è andata la cena? Mi prendi per il culo? Immagino divertente, no? Tu ti fai sempre i cazzi tuoi, eh? Sì. Sì. Mi potevi avvisare almeno, no? Ti inventavi una balla qualsiasi e giustificavi il tuo comportamento. Aldo, sto parlando con te. Sto parlando con te, cazzo! Sì, ho detto di sì. Hai ragione. Io non voglio la ragione. Io voglio che mi spieghi perché così non vado avanti. Ti devo parlare. Bene. Ho deciso di andare via da casa. Almeno per un po', poi vedremo. Poi vedremo. Stai scherzando? Tu avevi detto che era una crisi passeggera, che avevi bisogno di un po' di tempo. E adesso all'improvviso mi dici che te ne vuoi andare. Ma che cosa non ti ho dato in questi anni per essere trattata così? Betty, tu mi hai dato tutto. Anzi, mi stai dando tutto. È che non sto bene. Voglio cambiare qualcosa nella mia vita, capisci? Tu non ci hai nemmeno provato a superare questa crisi. Quando le persone si amano, veramente, fanno di tutto per stare insieme. E che a te non te ne frega più un cazzo, e questa è la verità. Più un cazzo. C'è un'altra? Dico, tu dimmelo, io almeno me ne faccio una ragione. No, non c'è un'altra, no. È che sto male. Io sto male dentro. Tu stai male. Tu te ne vai. Beh. Scegli tutto tu. Aldo. Vattene. Vattene! Vattene. È che... Scusami, è che... Penso a quella ragazza di oggi, quella dell'incidente, che mi guardava con quegli occhi. Veramente bastava un attimo e quella macchina la prendeva in pieno. Ma non è successo niente. Dai, non ci pensare. Sì, però veramente. Basta un attimo e la vita se ne va. Oh, li hai contati? Sì. La cintura, Massimo. Ah sì? Stai bene? Mi hai fatto spaventare. Monica, come va? Stai meglio? Dai, adesso ti fai una bella dormita e poi domani passa tutto, ok? È andata bene, eh? Monica, è da ieri sera che non mi parli. Vuoi dirmi qualcosa? Perché sei venuta con quello in ospedale? Lo sai che io non lo voglio vedere. Quello, come lo chiami tu, è il mio compagno, che ti piaccia o no. È comunque una persona a cui dovresti essere riconoscente. Ma di cosa stai parlando? Ma ti senti quando parli? Ma questa non è una cosa normale. Perché noi non siamo la sua famiglia. E lui non è mio padre, ok? Se fosse stato per tuo padre, non saresti mai nata. Sono io che ti ho voluto ed ero una ragazzina e non avevo una grande famiglia alle spalle. I sacrifici li ho fatti e non mi sembra che ti sto facendo stare così male, no?
Vabbè, cambiamo discorso. Parliamo di cose belle. Sai che ho fatto un provino da protagonista? Magari è andato bene. Anzi, credo proprio che sia andato bene. Ancora con questi inutili provini. Ma sono anni che ci provi. Beh, non è che in tutti questi anni non abbia proprio fatto nulla, eh. Un'attrice lo sono. Ma perché non ti trovi un lavoro normale? Normale. Cos'è normale? Hai fatto tardi ieri sera, eh? È andata benissimo, Lu. Non ti ho neanche sentito tornare. C'è un po' di latte, mamma. Ah sì. Rita? Porta il latte a tavola. Sì, signora, subito. Buongiorno. Oh, ma guarda chi c'è. Che è successo? Sei caduto dal letto? Ciao Lu, come va? Bene, a parte il dente che mi fa ancora un po' male. Sopportabile? Sì, abbastanza. L'esame, sei preparata? Papà, questa volta io non so se ce la faccio. Non ho studiato abbastanza. Dici sempre così e poi prendi tutti i 30. Mi passi il latte, per favore? Tieni. Grazie. Com'è andata ieri sera al concerto? Perché non sei venuto? Ti ho aspettato. Ho avuto un cliente a studio fino a tardi. Comunque è andata bene. Ho parlato anche con il produttore del gruppo. Vuole altre canzoni. Quindi mi devo mettere sotto a lavorare. Bene. Speriamo che non sia un'altra scusa per rimandare un esame. Guarda che ti devi laureare se vuoi trovare un posto sicuro. Un posto sicuro? Ma chi me lo dà un posto sicuro? Guarda che i miei amici laureati sono tutti a spasso. Certo, a meno che non venga a fare l'avvocato nello studio di mio padre. Per fare l'avvocato con tuo padre ti devi fare il culo. Io ho lavorato dalla mattina alla sera per arrivare dove sono arrivato. E se continui a non fare niente e a svegliarti all'una come stai facendo adesso, per quanto mi riguarda puoi andare a fare compagnia ai tuoi amici disoccupati. Mamma, ma tu non dici mai niente. Io vado a lavorare. Sì, sono io. Sì. Aspetti. No, no, va benissimo a Luna, va bene. Va bene. Ti lascio tutto sul tavolo. Mi dispiace per com'è andata. Ci vediamo dopo. Com'è andata? Cosa? Ha telefonato il cliente. Porca puttana. Oh! Guarda, quello è bravo a non fare concludere un cazzo a nessuno. È sempre così deciso. Adesso non esagerare, non è colpa sua. Il momento è quello che è. Che devo fare? Lo mettiamo in mezzo alla strada e io non me la sento. E che vuoi fare? È il secondo affare che perdiamo in un mese. Se continuiamo così, chiudiamo. Oh, io ho famiglia, eh? C'ho famiglia, lo sai quanto costa l'affitto di casa mia? Vai tu. Dai, andiamo a lavorare, diamo un senso. A quale senso? Ehi là! Germana? Salve! Piacere. Scusi il ritardo. E che con No, mia figlia no. che sta ancora male. Sono sempre in ritardo. Si figuri. ecco Grazie qua. mille. Ce l'eravamo proprio dimenticato. Ma le va un caffè? No, grazie. Ma un bicchiere d'acqua volentieri. Ok. Ci diamo del tu? Non te l'ho già dato? Forse sì, sai. Sì. Forse sì. Gianmarco, vero? Gianmarco, Germana, ok. Come sta tua figlia? Ma insomma, così. Allora forse ti ho vista, è possibile, da qualche parte? Beh, no, magari. Non sono così conosciuta. non so che... Forse mi hai visto in una pubblicità che ho fatto da poco. Miau, Pau! Oh, e non finisce mai. Quella. Ecco dove ti ho vista, ma infatti mi sembrava. Eri molto bella e brava. Grazie. Simpatica. Oh. Tu cosa fai nella vita? Vendo case. Cioè, trovo delle case da ristrutturare che mi piacciono, che sento che sono delle case giuste e gli do un'identità, come delle case in cui vorrei andare a vivere io. Però diciamo che, vista la crisi, in questo momento cerco di vendere case.
Beh, se fai una cosa che ti piace, la crisi la senti meno. È così importante oggi avere una passione, poterla seguire. Certo, ci sono anche dei momenti in cui senti un po' la frustrazione di qualcosa che vorresti fare e non ci riesci. Però è importante una passione, no? Guarda, veramente la mia passione era il rally. Ma dai! Volevo fare il pilota da quando ero ragazzino. Ho cominciato, correvo, era... Sai l'adrenalina, la velocità. Però poi ci vuole la scuderia, ci vogliono molti soldi, devi viaggiare, insomma, non è andata. E mi sono trovato questo lavoro, tranquillo, sicuro e che mi fa guadagnare abbastanza bene. Hai fatto la cosa giusta. La precarietà rende molto insicuri e non ti fa progettare nulla nella vita. È una frase che mi diceva sempre mio padre, io non sono mai riuscita. Oddio! Meno male che era vuota. Vabbè, non importa. Che sbadata. Comunque, ancora grazie per mia figlia. No, figurati. Al solo pensarla lì per terra mi sento male. Germana? Germana? Mamma non c'è. Ciao, scusa, che c'aveva il telefono staccato, pensavo fosse qua. Non sai quando torna? No, non me l'ha detto. Vabbè, casomai aspetto un attimo, eh. Vabbè, allora vado in camera a studiare. Ciao. E casomai se non viene, poi vado. Sì. Tu come stai? Elisabetta, aspetta. Tu non vuoi capire la mia posizione. Beh, al momento sono più impegnata a capire la mia, se non ti dispiace. Ok, scusami. Ma una simile reazione da te non me l'aspettavo. Su, hai litigato tante volte con Aldo, ma il lavoro non l'hai mai lasciato. Io sto male. Non riesco nemmeno a seguire i miei pazienti, lo capisci? Non mi accetto così. Ho solo bisogno di prendermi un po' di tempo. Cambiare aria. Prima lo faccio e meglio è. Ok, e va bene. Ma ricordati una cosa. Ti vogliono tutti bene qui. Monica? Di a mamma che sono passato. Sono a casa! Eccoli! Amore! Ciao! Finalmente. Eccolo qua. Hai visto il nostro Scusa, Picasso? ma non mi posso fermare a cena. Ho dei clienti con Luca che mi stanno aspettando. Ma mi sono rotta di questi impegni di lavoro. Tesoro, ma ti pare che se potessi liberarmi non lo farei? Cazzo, sono stanco morto. Solo che per ora le cose al lavoro stanno andando di merda, ci devo andare per forza. Lo so, lo capisco che ci sono problemi. Solo che non ci sei mai. Almeno non fare tardi, eh? Ti aspetto sveglia. Devo fare la doccia, sono già in ritardo. Monica! Amore? Ti ho recuperato lo zaino, Lo metto qui. È passato Massimo. Cosa ha detto? Niente, ti cercava. È stato qua un po' e poi se n'è andato. Tu come stai? Bene? Brava, amore, mangia. Così ti riprendi subito. Vado a fare una pipì esagerata e torno. Ok. Mi piaci immobiliarista. Oh. Esci? La solita inutile cena di lavoro. No, vado al cinema. Vestita così. Così come? Oh. Arrivo! Oddio.
Infatti sono passato oggi da casa, perché c'avevi sempre il telefono staccato. Ma dove eri? Il telefono era scarico. Tu come stai? Bene. Cioè, insomma, sono un po' stanco perché oggi ho avuto una giornataccia in studio, guarda. Che fai stasera? A casa, esci? No. Il solito filmetto davanti alla televisione e poi andrò a dormire. E tu? E io che faccio? Sto qua, che devo fare, come sempre. Vabbè. Vabbè. Buonanotte. Ciao, Ciao, ci sentiamo domani, ciao. Ciao. Massimo è pronto in tavola. Arrivo. Allora, a cosa brindiamo? Sono Stemmia. Ma stasera posso fare un'eccezione, visto che hai soccorso mia figlia. Brindiamo agli incontri, a quelli fortunati, che solo il fato può combinare. Al fato e alle fate. I dei ci hanno separato dalla nostra casa, ma un Dio ora ci spinge verso una sorte migliore. Un male trasformato in bene ci ha riuniti dopo un lungo tempo. E ora spero di godermi la mia sorte. Woody Allen. Euripide, antichi greci. Mi hai commosso. E il Rafano. Che c'è? Sembra brutto se mangio solo il riso. Perché non... Non mi piace il pesce crudo. Allora mi sa che ho sbagliato ristorante. No, no. C'è sempre una prima volta. Pronto? Ma che succede? Sta tranquilla, ci penso io. Va bene. Ciao. Cosa ci fai a quest'ora? Buonasera. Buonasera. Come sta? Beh, non benissimo, non ancora. Ha perso molti liquidi. Ha rischiato di collassare. Monica. Comunque adesso l'importante è che riposi un po'. Io rimarrò qui, così per qualsiasi cosa. Ho preso una paura assurda. Lo immagino. Dottoressa, io veramente non so come ringraziarla. Mi dica se le devo qualcosa. No, assolutamente, si figuri. E poi tra vicini. Mi permetto di insistere. Sia tranquillo, davvero. Va bene, allora, visto che è arrivata la madre, io la saluto, Grazie. Di nulla. Grazie.
Grazie, Massimo. Ciao. Ciao. Ha la febbre, è calda. Sì, le ho dato la tachipirina, adesso le scenderà. È normale? Sì, insomma, il tempo che faccia effetto. Io non so davvero come ringraziarla. Si figuri. Poi davvero non dormivo. Io andrei. Mi chiami per qualsiasi cosa. Buonanotte. Posso offrirle un tè? Sì. Ogni volta che faccio una cazzata, mi va sempre tutto storto. E ne fate tante. Almeno ti sei divertita. Se posso essere sincera, sì. Sono uscita con il ragazzo che ha soccorso Monica. L'ho appena conosciuto. Io non ci riuscirei mai a fare una cosa del genere. Cioè, ogni volta per fare una cosa ci metto un mese e poi comunque non la faccio. Sempre così rigida. Vorrei cambiare un po'. Sono rimasta sola da qualche giorno ed è difficile. Ti sei lasciata? Beh, se non andava, hai fatto bene. Lavori, sei indipendente, puoi scegliere. Mica come me. Con il mio lavoro, anzi che dico, con il mio non lavoro. Oggi un'attrice di talento non campa in questo paese. Veramente è stato lui a scegliere. Io ci sarei rimasta tutta la vita. Stavo bene. Mi manca molto. Mi dispiace. Non lo so, è come se mi mancasse una parte di me adesso. Massimo è sposato. Pensavo fosse l'uomo giusto. L'ho amato alla follia. Poi, aspetta. Ho rafforzato la mia solitudine. Scusa il ritardo. Come stai? Andiamo, che ci aspetta. Ehi, finalmente! Ce n'avete messo di tempo per arrivare. C'era un sacco di traffico. Perché non ti trovi una casa in centro? È l'invidia che ti fa parlare. Non me ne andrei neanche per tutto l'oro del mondo. Ciao. 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 Bel casino, eh? Ma tu come stai? Come vuoi che stia? Dai, di merda. Cioè tu tanto hai fatto che sei riuscito a farlo lasciare. Io non c'entro niente, è una sua scelta. È che la storia con Betty non andava più bene. Ci trovavamo male in qualsiasi situazione, lo vedevi anche tu, no? Prima o poi le dirò la verità. È stata una donna molto importante per me. Cioè Betty ancora non sa niente. E quando glielo vuoi dire? Secondo me non glielo dirai mai. Ma scusa, che fai? Che una mattina ti svegli a 40 anni e cominci a dire a tutti che sei gay? Scusa. Ti immagini la faccia che farebbe il suo caporeparto? Grazie per l'incoraggiamento.
No, scusa, No, sarei felice per te. Sarebbe bello raccontare la verità. Così non devi dire più le bugie. Oh! Ma per caso c'ho delle occhiaie? Ho la faccia stanca? Perché? Stanotte mi sono scopato una figa pazzesca. Cioè una pazza, tu non sai che faceva questa, cioè era... Lascia stare, va. Oh, non ti dimenticare la regola, Gianmarco. Una volta e poi sparire. Perché tanto si viene a sapere sempre. Lo so, una volta e poi sparire. Però? Però è una figa pazzesca e quindi... E quindi te la risconferrai. Capito? Che ne so. A me non me ne frega niente di questi discorsi. Io voglio sapere che cosa hai fatto ieri sera. Voglio sapere che cosa hai fatto. Ma come posso parlare con te che assumi questo atteggiamento? Hai una tua opinione, no? Sì, ce l'ho una mia opinione. Infatti sono qui che aspetto che tu faccia il miracolo di farmela cambiare. E quale versione vorresti? Quella che mi sono scopata uno e basta? O quella che mi sono scopata uno perché ne ho piene le palle di stare da sola? Ma cosa stai dicendo? Che stai dicendo? Sto dicendo che mi sono stancata di non condividere niente con te, solo il letto. Ma è una passeggiata, un cinema, un ristorante. Pronta per l'uso. 8 anni massimo. Tu hai la tua famiglia, lo capisco, l'ho rispettato. Il problema con tua figlia. Ma io non c'entro. Perché devi fare la vittima? Ma non ti è stato bene così fino adesso? Ma perché mi devi fare sentire in colpa se hai trovato qualcuno che ti scopa meglio di me? Ci risiamo, parli sempre di sesso! Sì, parlo di sesso, parlo di sesso. Spero almeno che quello che t'ha scopata ti serva nel tuo lavoro. Perché tu di talento non ce l'hai. Come attrice lo sai cosa sei? Sei solo un egoista e un'egocentrica. E se non c'ero io, tu a quest'ora stavi in mezzo a una strada. Ma che ne sai tu del mio lavoro? Che ne sai se io ho talento o no? Tu parli che sei dietro la scrivania a fare l'avvocato. Come fai a sapere se io ho talento o no? E poi è difficile fare l'attrice. Ed è ancora più difficile se di fianco hai un uomo che ti fa sentire una merda. Vai al diavolo! Ti è piaciuto proprio tanto questo, Lo vuoi sapere? Sì, mi è piaciuto! Sì! Sei proprio una stronza, sei, guarda. Stronza! Ciao, amore. Ciao! Chi è? No, niente, un cliente che rompe le scatole. Andiamo, dai, che facciamo tardi. Sempre di fretta. Non mi sente. Momentaneamente. Sì. Avanti. Ciao Massimo. Ciao. Sono riuscito appena in tempo a fare rinviare l'udienza. La prossima è fissata per il 10 di settembre. Magari la prossima volta, se vuoi che ti sostituisca, avvisami un po' prima, Qualcosa non va? No, niente. Non è una bella giornata. Sono contenta che hai accettato il mio invito. Ti piace questo posto? Sì, molto. Ne valeva la pena, non lo conoscevo. Beh, adesso che siamo entrambe sole, magari possiamo frequentarci di più. Sì, io non sono abituatissima ad uscire la sera. Sono sempre stata con Aldo e i suoi amici, che poi sono diventati anche miei. Tra l'altro sono molto simpatici, te li devo presentare. Volentieri. Andremo tutti in Sicilia tra un po' per il matrimonio di mio zio. Perché non vieni anche tu? Ah, ti ringrazio, ma in questo periodo sono piena di provini. Beh, allora. Comunque a me tra l'altro non va proprio, però. Beh, no, vai. Magari incontri qualcuno di caliente. No, cioè nel senso io non sono proprio portata, no, per la conquista. In vita mia ho avuto soltanto mio marito. Ah. Mai una tentazione verso un altro uomo? Ma, sai, prendimi pure per pazza, cretina o bacchettona, ma non ho mai dato importanza, troppa importanza, al sesso. E le avventure le ho sempre trovate inutili. Cioè, in fondo lui mi dava tutto quello di cui avevo bisogno. Inutili. Io credo che sia importante il sesso. Voglio dire, pensa se ti trovi con qualcuno nel letto e poi non ti piace la sua pelle, il suo odore o come ansima. È anche vero che poi
Magari per il sesso fai le scelte sbagliate e poi ti mancano altre cose. Io parlo, ma non ho mai avuto una storia importante. Ho sempre amato gli uomini sbagliati o meglio impegnati. Non ho mai avuto il piacere di portarla. È appena entrato mio marito. Sì, al bancone. Tu girati ma non farti notare. È quello vicino al bancone, un po' più isolato. Oh, scusa. E l'altro chi è? È Roberto, un amico comune. Perché? No, così. Una semplice domanda. Bravo amore! Vai! Guarda che fisico che ha! La forza della palestra, Va bene, infatti. Vai, fammi vedere che sai fare. Guarda, davanti a tutti, andiamo in cabina, che ti vuoi. Scusa, che vuol dire? Dai, fammi vedere come sei sfrenata una volta. Dai. Ma perché di solito non lo sono. Che? Senti, grazie. Ehi! Pronto? Finalmente! Ma è tutta la mattina che ti chiamo, è sempre staccato. Sì, scusa, è che sono con un cliente, sono incasinato e ho dovuto spegnere perché mi disturbavano in continuazione, ma era urgente. Va bene, ti volevo solo dire che Betta ha deciso di anticipare la partenza in Sicilia perché ha avuto problemi al lavoro. Va bene? Ti aspetto. Va bene. Bacio, 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 bacio. Ciao. Ciao. Fatto. Gianmarco, Ehi. qual è la sorpresa? Sei curiosa, quante cose vuoi sapere? Tutto. Andiamo via insieme. Ti va? Sì, ma non scherzare. Ti va di cenare con me stasera? Magari. Purtroppo ho un impegno di lavoro stasera e devo rientrare. Mi dispiace. Sei sposato? Sì. Cazzo! Sto scherzando. Ci sono andato vicino, ma poi non è andata. E via. Mi hai fatto prendere un po'. Sì.
matematica, italiano e greco, latino e filosofia ti daranno una mano. Ti sei rovinata l'estate. Vorrà dire che studierò in Sicilia, mamma. Com'è andato il provino? Per scaramanzia non voglio dire niente. Ok. Guarda la mia faccia. Ah. Però sono sicura che la Sicilia vi piacerà moltissimo. Sì, a lei sicuramente dopo l'incidente. Io ti dico la verità che in questo momento qua ci sto bene, però. No, io invece, guarda, sono molto contenta di staccare un po'. Sì, poi non ci siamo mai andate. Oh, eccoli finalmente. Aspettate, sono sempre in ritardo. Ciao! Ah, eccole là, guarda. Ah, Vediamo un po' chi arriva, speriamo che siano almeno simpatici. Cazzo. Che c'è? Scusa, dobbiamo fare veloce perché sono molto in ritardo oggi e devo tornare in ufficio. Ti dispiace, No, sì? amore, che cos'è quest'ansia adesso? No, adesso scendi e mi dai una mano, eh? Con le valigie. Va bene, Amore mio. va bene, andiamo. Ciao, giovanotto, sei pronto per partire? Sì. Sai che andiamo al mare, vero? Dai, Stefano, scendi. Ricordiamoci che papà ha tanta Aspetta che fretta. ti faccio scendere. Io voglio fare il bagno. Oh, scusa. Grazie. Mamma, Tu sei sicura di voler andare in Sicilia, vero? Sì, certo. Quello è il tuo monolocale. Vieni che ti presento le ragazze. Sì, andiamo. Germana, lei è Antonia. Ciao, piacere. Piacere. Antonia. Sua figlia Monica. Piacere. piacere, Monica. E lui è Gianmarco. Piacere. Piacere. Che bel bambino. Grazie. Si chiama Stefano. Piacere. Ma ci siamo già visti? Scusate, io devo scappare in ufficio perché sì, c'ho un cliente che mi aspetta. Vabbè, dai, allora aspetta Amore, che ma ti cos'è aiuto. questa fretta? Almeno aiutaci con le valigie, Sì, no? un attimo. Neanche 5 minuti Questo è prima. pesante. Aspetta, Arrivo. sposto la mia. Allora la metto qua. Vabbè, ma scusa. Ma così mi schiacci tutto. Vabbè. Vabbè. Amore mio, ci vieni a trovare? Ciao. Ti amo. Sta Sì, va attento, bene, Ehi, Stefanuccio. Ciao. Ciao papà. Fate buon viaggio, eh? E andate piano. Ti amo. Così fate subito amicizia. Attento le mani, toglile. Ah, vabbè, mi sa che ci siamo, eh. Stefano, amore mio, Andiamo. amore della mamma. Siamo arrivati in orario però, eh? È bello qua. Sì, è bellissimo. Mi è piaciuto andare in nave. Per me era la prima volta. No, io aereo tutta la vita. Ho ancora la nausea. Pensa che io fino ai 15 anni non ho mai viaggiato. Ai miei non piaceva. dai. Incredibile. Ma poi quando inizi vedrai non ti fermi più. Scusami. Senti, ma la zia Concetta sa qualcosa di Aldo? No, non ho detto niente. Beh, c'è il matrimonio, avrei rovinato la festa a tutti, non me la sono sentita di mettere tensione. No, hai fatto bene. Quanto manca? Beh, circa un'oretta. Un'ora? A piedi? Quante cose buone. Ah, è vero, sì, anche la marmellata, qua è tutto fatto in casa. Mamma, mi dai i biscotti? Eccoli. Ha chiamato Gianmarco. Voleva sapere se abbiamo fatto buon viaggio. Hai visto, amore, che gli manchiamo? Hai visto, eh? Noi ci dobbiamo far desiderare. Quindi che ha deciso? Viene? Ha detto che se riesce a mettere a posto un paio di cose, ci viene a trovare. E tu, Aldo, l'hai sentito? No, ma meglio così. Caffè? Grazie. Io non capisco perché a mia nipote non ci entra in testa che questo non è un altro mondo. Ma che manca un ospedale in Sicilia? A tua nipote non ci piace la nostra compagnia. Sì, vabbè. Comunque, poteva venire per il matrimonio dello zio. Ci doveva fare pure il compare d'anello. Solo che non lo so che cosa c'ha Aldo in testa. Magari può provare a chiamarlo lo zio, forse lo convince. Allora ce lo dico io di chiamarlo. Ma guarda un po', c'è Gaetano con tutta la compagnia. Eccoli, e come saranno contenti? Ehi! Ciao!
Eccoli, finalmente. Ciao. Ciao, Betty. Ciao. Siamo arrivati. Quanto tempo. Casemo. Ehi, come stai? Mamma mia, mua, che belli, siete meravigliosi. Ciao. Una meraviglia. Voi sempre stisse, Tu, però... Betty, sempre beta, sì. Beta. Ciao. E dov'è il futuro sposo? Che fai? Non lo sai? Chiusa a casa, eh. Da quando sta a Capicirida sta sempre chiusa a casa a fare seglette per dimagrire. Ah, buona siamo mise, ma perché chissà quanti anni c'ha? 35. Di differenza con tuo zio, però. Ah, vabbè, speriamo che è quella giusta, terza volta che si marita, no? Speriamo. Germana, vieni. Lei è Germana, Pippo, Saro. Piacere, Germana. Pippo. 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 Saro, enchanté. Minchia, pure francese questo parla. Zittati, Anna. Io sono Luca. Sempre Germana. Ciao, Gaetano. Ciao. E lei è Monica. Lei è mia figlia. Ah. Ciao. Ciao, Monica. Complimenti vivissimi. Grazie. Però tutte e due belle sono. Ah, non parlate siciliano stretto che non capiamo, eh? Parla in italiano. Chissà ciò. Ascendente. Che bella famiglia che hai. Lo so. Bei cugini anche. Hai visto com'era vestita quella? Che donne ci porta in casa, tua cugina? Eppure nipote tua, eh? Hai visto Pippo e Saro? Quelli ci vanno a nozze. La ragazzina mi pare a posto, ma la madre, per carità. Io a Elisabetta la facevo una che selezionava come noi. Quella che seleziona sono io. A te ti viene naturale, perché stai sui coglioni a tutti. Non è che selezioni, eh? Comunque, dobbiamo dire a Elisabetta che quella vestita così in casa nostra non ci deve stare. Perché vedi, Pippo non è il tipo, ma Saro è un porco definitivo. Questo mare lo conosco meglio di quanto conosca me stesso. Ci venivo sempre a pescare qui, da bambino. Che caldo. Lo sai quante volte Elisabetta e mio zio sono venuti a pescare con noi? A lei piaceva tantissimo. Non si addormentava mai, era una lupetta di mare. In realtà suo padre la portava con noi per distrarla, perché era morta la mamma da poco. Cosa? Elisabetta ha perso la mamma da bambina? Sì, a 11 anni, ma perché non te l'ha detto? No, ci conosciamo da poco. È morta di parto. Era un parto settimino, sembrava andasse tutto bene, invece anche il bambino non ce l'ha fatta. Era un maschietto. Mio zio ci teneva a quel maschietto. Non ci devi Occhio, pensare. occhio là. Dammi questa manina. Aspetta. Eccola che arriva, dai, cambiamo discorso. Allora, ti va se un giorno di questi ti porto a vedere Salina, Vulcano? Sono posti molto belli della Sicilia. Se proprio vuoi. Sei mai stata in Sicilia? No, è la prima volta. È bellissima comunque. E pensare che nessuno di noi vive qui. Bella quanto vuoi, ma qui non c'è futuro. Martino sta a Milano, io vivo a Bologna e Gaetano addirittura vive a Berlino. Come mai vivi a Berlino? Mia madre è tedesca e i miei genitori sono separati. Mio padre mi ha costretto a venire al matrimonio. Sono venuto solo perché ci sono loro. Beh, tu almeno ce l'hai il padre. Scusa, non sapevo fosse morto. No, non è morto. È solo andato via di casa quando sono nata. Che culo, dai. Tanto sono dei gran rompicoglioni. E vabbè, ragazzi, che facciamo stasera? Se volete possiamo organizzare qualcosa a casa mia, se vi va. Sì, Meraviglioso, dai. perché no? Allora, come rimaniamo d'accordo? Vuoi che ti faccia avere la posta in ufficio? Ma no, ma vengo io a prenderla. Va bene. Facciamo come vuoi tu. Va bene. Papà, ma adesso quando ci vediamo? Ma guarda che non cambia niente. Sarò sempre qua. Dottore, le giacche sono pronte. Sì, le metto là. Va bene. Grazie. Ti ho comprato questo libro. No, grazie. Vedrai, ti piacerà. Senti, devo dirti una cosa. Io ti osservavo sempre. L'avevo capito. Non eri felice qui.
Ma non è proprio così. Ho solo bisogno di stare un po' da solo. Forse non sono un bravo figlio. Ma che dici? Forse sono io che non sono un bravo padre. Vai via per quella donna, vero? Quella donna non c'è più nella mia vita. Mettiamo a due. Vabbè, però non aveva dubbi. Piacere, sono Giorgio. Ciao Antonio. Silenzio! Silenzio che ora Elisabetta ci deve dire qualche cosa. Avanti, dai. Discorso! 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 Va bene. Io sono sempre di poche parole, lo sapete. Però voglio brindare all'amicizia. Un'amicizia che resiste e che non ti fa sentire mai sola. E poi voglio brindare alla mia terra. Brava! Che in questi anni mi ha dato tantissimo. Però insomma la serata non è la mia, ma è di zio Tonino. Per cui io lascerei la parola al futuro sposo. Evviva Tonino! E poi zio Tonino! Che vuoi che ti dica, Elisabetta? Io con questa mia nuova compagna ci sto bene, mi diverto. E ci grillo. E poi ho dato un taglio alle spese. Il Viagra non accatto più. Un brindisi all'economia dello zio Tonino! Hai visto Elisabetta impara? Lui ha capito tutto dalla vita. Sempre allegro. E allora, bella signora, visto che abbiamo la testa ancora a Roma, perché non cerchi di divertirti, che ne so, di interagire con noi locali? Interagire? E in che senso? Scusa, non capisco. In che senso? Uno solo ce n'è di senso. Si vede che non lo conosco. Ah no, no. No. Vabbè, falla spiritosa, va, non ti preoccupare. Anto, non ci credere a lui, eh? Guarda che poi quello non ti sposa. Davvero? Sì. Ah, per fortuna che me l'hai detto che io quasi quasi ci cascavo. Grazie Sara, grazie. Però è carino, vedi che bel sorriso che ha. Ma va! Oi, che c'è? Niente. No, non lo so, ti ho vista un po' così. Però insomma, se hai voglia di parlare sono qua. Comunque la depressa dovevo essere io, non importa. Non sono depressa. No, è che mi infilo sempre in situazioni un po' imbarazzanti. Cioè? Sono stata a letto con Gianmarco, il marito di Antonia. Me lo dici così? E come te lo devo dire? Non lo so, nel senso, non ci posso credere. C'è quel bastardo che fa tanto il moralista, capito? Ma quando è successo? La notte che Monica è stata male. Io ero con lui. Cioè quella famosa notte tu eri con Gianmarco? Allucinante. Forse è meglio che vado, no? Che torno a Roma. No, Germana, secondo me no. Poi scusa, fallo per... Monica. Sì, fallo per lei. E che gli uomini sono proprio tutti stronzi. Sono proprio bastardi, sì. Fanculo. Fanculo davvero. Fanculo. Mi sento già meglio. Qualcosa che non va? No? Benissimo, tutto benissimo. Sicure? Sì? Bene. Andiamo a bere una cosa. Dai, offro dai. io. Sono stemia. Lo so, ma stasera No, basta. questa sera si basta. beve. Ma stasera Sì, si sì. beve. Stasera si vede. Su, vieni, se no ti butto, tu sei capace. No, no. Does the sky always leave me home?
stai annoiando? No, Divertente tua madre. È da molto che vi conoscete con Elisabetta? no, da pochissimo. Beh, sei sempre così simpatica o a volte parli anche di più? No, boh, non lo so. Dai, vieni a ballare. Lo sai, Monica, mi ha fatto davvero piacere conoscerti. Grazie anche a me. Andiamo? Ehi, milanese! Mi riprendo un attimo e poi ti riaccompagno a casa. Non sono di Milano, sono di Roma. E comunque se qualcuno sa dirmi la strada, posso tornare a casa anche da sola. Martino, mi fai fare un tiro? Chiara, non esagerare. Monica, vuoi fumare anche tu? No, ragazzi, no. Non voglio, veramente. Non voglio avere problemi con mio padre. Luca, quanto sei pesante. Almeno stasera facci divertire. Chiara, taci, hai già parlato troppo stasera, eh? Ah, ma che cazzo c'entra tuo padre? Sei sempre il solito cacasotto. Ma lascialo fumare. Grazie, ma la cosa non mi interessa. Non vorrei insistere, ma se fossi in te io, proverei. Perché ti droghi? Perché la mia vita non vale niente. Ma sentilo questo! Monica, non dargli retta, pensa a te, oh. Lo fa solo per rimorchiarti, fa così con tutte. E ci cascano perché vogliono salvare questo scemo. Sei andata a letto con Luca questa notte? Ma che dici? Tu piuttosto con Chiara, che ci facevi? Eh? Carina lei. Non ci ho fatto niente. Mi piace. Quando vengo qui stiamo insieme, ma io non sono innamorato. Non mi innamoro mai di nessuno. Anch'io non mi innamoro mai. C'è nessuno? Permesso? Zia Concetta? Oh Gianmarco, ben arrivato, Oh, Gioia. Sei stanco, vero? bellissima. Zia Concetta, come stai? Bene, bene. Sai che facciamo? Andiamo a sistemare le cose tue. Sì, ci sistemiamo, Oh, certo. Gianmarco, eccola che qua. bello. Sempre Ben più bella. arrivato. Grazie. Te lo prendi un caffè, Gioia? Assolutamente. Vai a prepararci un caffè che io sistemo le cose con Ecco, lui. andiamo. Piglio il caffè che sto in coma stamattina. Ci sei? Vai, 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 vai. Forte, forte, Sieta forte. il tuo Forte, caffè. forte, Stefano. Vai, vai, vai. Vai, Stefano, forte, forte, forte. Attenti che me lo fate cadere. Bravo, Stefano. Tranquilla. È una situazione difficile. Così sto male, poi sono qua a fare finta di niente, ma è molto dura, t'assicuro. Lo so, ma quanto mi dispiace, guarda, Betty. Ma per te, poi pure per Aldo. Ma secondo te c'è qualcosa che dovrei sapere di Aldo? Ma lo sai che lui pure con me è strano ultimamente, non è che lo sento molto. E quindi non sai niente. Te lo direi. Invece secondo me qualcosa sai. E mi stai mentendo. Come fai con tua moglie. Sopra la panca la capra campa, sotto la campa qua. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la crepa.
cazzo, Gaetano, però potevi fermarti un po' prima di ripartire per Berlino. Venivi da me a Bologna, stavamo insieme, facevamo un po' di casino. Mi piacerebbe fermarmi, ma devo tornare purtroppo. Magari l'anno prossimo mi organizzo meglio, ma vieni pure tu a trovarmi. Bravo. Oh, ma Lucy? C'è su Facebook? Cazzo, Non che lo so. figa. Oh, ascolta, quando vengo a Berlino me la presenti questa. No, la presenta a me. Oh, non fare Tranquilli, scherzi, Tano. tranquilli, la presento a tutti e due. Non ci posso credere, ma che bella sorpresa! Aldo! Ma che sorpresa, non ti aspettavo, Valduccio! Ciao! Ciao. Zia Concetta sarà contenta, andiamo a chiamare Elisabetta. Ciao. Perché sei venuto? Che cazzo vuoi, Aldo? Sono qui per cercare di riprendermi, lo capisci? Vederti mi fa soltanto stare male. È tuo zio che ha insistito. E poi non volevo metterti in imbarazzo con i tuoi parenti. Grazie. Ragazzi, siete qua, Amonini è pronta a tavola. Arriviamo subito, zia Anna, subito. Grazie. Allora, zio Tonino, ma questo fidanzato di tua figlia com'è? Io avevo una quarantina d'anni. Avete tutto lo stesso vizio in famiglia? Sì, Saro, però c'è una differenza. Che io ho i soldi e lui no. Ha delle idee sane sul capitalismo, una specie di comunista. Però, quando viene con la barca con me, si viene a mangiare a sbafo le ostriche e si beve lo champagne. Quindi hanno preso un'altra. Ma il regista mi aveva detto che era andato bene il provino. Che cosa è successo? Ma questo qua, che lavoro fa? Lui c'ha 3 idee bene in mente. Una è quella di fare l'attore. La seconda, se ci riesce, è quella che si vuole portare mia figlia. La terza, quella che lui vorrebbe fottermi. Di piccio. No, a fabbrica. Buona A Sofia. fabbrica dei tacchi. Chiamalo scemo. Senta, a me andrebbe bene anche un altro ruolo, un ruolo più piccolo. Mi dispiace, signora, ma il cast è chiuso. Ma neanche un ruolo più piccolo. Niente, mi dispiace. Arrivederci. Grazie. Germana, dai! La mia fabbrica è quella che faccio tacchi. Ma io gli do un colpo di tacco qua, in Dubattese. Questo fallito. Ah, quale fallito? Un'ora? Perché aveva 40 anni si deve considerare un fallito? Fallito, sì signore. Ma infatti ognuno ha i suoi tempi nella vita. C'è sempre un momento in cui ci si può riscattare. Certo, con un po' di fortuna. Tutto bene? Sì. No, guarda, scusa, questo, signorina, te lo dico io. Uno quando non è arrivato a 40 anni non arriva più, resta fuori. Ciao. Esagerato? Ma che esagerato? Il discorso qua è uno solo. Che la verità non ve la volete sentir dire. Perché poi dovete fare i conti con voi stessi. E io sono sicuro che questo a voi non vi piace. Perfettamente d'accordo. C'aveva ragione. È vero. Mi piace quello che dice zio Tonino, è sempre schietto. Ecco. Zia Betty sembra mamma, inquadrata come una tedesca. Beh, forse anche per il lavoro che faccio. Stando in ospedale ti accorgi che la salute e la vita sono cose imprevedibili. Poi spesso accadono delle cose quando ormai è troppo tardi per risolverle. E sarebbe stato molto bello poterle prevenire. Forse certe cose è meglio non scoprirle proprio. Certo. Sarebbe molto, molto più facile. Beh, sicuramente farebbe meno male. A te. A te. Che cosa dovrebbe fare una donna quando scopre che suo marito è gay? Che... Ah sì?
Beh, sono gay e non me ne vergogno. È tutta la vita che lo tengo nascosto. Adesso basta! Aldo! Aldo! Che dissi? Che è Pupo? Pupo? Maria Santissima, anche a tavola sanno a dire queste parole. Ho vissuto nel tormento per anni. Non mi accettavo. Comunque sappi che ti ho amata moltissimo. Questa è la casa dei miei nonni. Mi ricorda la mia infanzia. Ho vissuto qui fino a 6 anni, poi sono andato in Germania. Non ci vive più nessuno da tanti anni ormai. Mi manca sempre tanto questo posto. Mia nonna mi diceva che ha una strana magia, e forse è vero. Io lo amo tanto. È per questo che mi hai portato in questo posto. Ci vengo sempre quando voglio stare solo. Qui non penso a niente. Volevo fartelo vedere prima che partissi. Ma stai dicendo che non ci rivedremo più? Io vivo a Berlino. Non è tanto semplice. Tutto bene? Ah sì, c'ho solo un po' di trucco negli occhi, niente di che. Ehi. Sono venuto qui per te. Le prendi sempre per il culo così le donne. Hai una bella famiglia. Ciao, come stai? Tutto bene? Anche io sto bene. Sì, sto bene, sto bene. Senti, allora il ricorso per la mia separazione lo puoi sospendere, eh? Sicuro, sicuro. D'altra parte, nella vita si può anche cambiare idea, no? Va bene. Ciao, salutami tua moglie, eh? Sì, anch'io te la saluto, ciao. Ciao. Sei già tornato a casa? È durata poco questa separazione. Quando stai in famiglia ti manca sempre qualcosa. E quando sei fuori ti manca la famiglia.
Non ce la facevo più senza i miei figli. Senza dargli la buonanotte prima di andare a dormire. E Germana? Non l'ho più sentita. Spero stia bene. Eccoli, stanno arrivando. Grazie. Sono tutti belli i matrimoni, Il primo giorno però. Grazie. Non lo so, non mi sono mai sposata, ma anche da single non è un gran finale. Hai visto? Perché mi chiedo solo ora cosa sia l'amore? Ora che mi abbandona e che mi fa soffrire. Ora che nulla è come avevo creduto. Quando arrivò a riempirmi la vita, c'era troppo da vivere per fermarsi a pensare. Forse se mi fossi domandata che cosa e chi mi stava travolgendo, ora capirei che cosa e chi ho perduto. Allora. Vabbè, io dico basta, ti prego, basta, dai. Mi sento molto a disagio, per favore, basta così. Elisabetta, fai uscire la donna che c'è in te. Ma guarda sto vestito, è esagerato proprio, E questo è vestito ridicolo. infatti va così. Guarda, Ecco. ho tutte le cosce di fuori, nuda. Praticamente vado in giro Sei nuda. bellissima. Sì, una super bump. Brava, bravissima. Spalle indietro, pancia in dentro, culo in fuori. E poi? E quando cammini, un po' ancheggiamo. Andiamo, va. Io non ho nessuna voglia di uscire stasera. Ma ormai abbiamo detto che andavamo. Non si può. Tu li guardi mai gli altri uomini? Cioè? Se li guardi mai, se hai mai avuto voglia di andare a letto con qualcuno. Perché me lo chiedi? Ho visto come ti guardava quel Pippo. Sei geloso adesso. Ti accorgi di me solo quando un altro uomo mi guarda. Tu sei mia moglie. Davvero? Me ne ero quasi dimenticata. Vieni qua. Vieni a vedere, dai. Qua va bene, no? Fantastico, non me l'aspettavo. Dai, andiamo a ballare, vieni. Zio Tonino, complimenti! È bellissimo! Sembrano già stanchi, vero amore? Ecco, brava, porta qualcosa di calmare. Come no? Una vodka, per favore. Grazie. Venga a ballare. Ecco. Mamma, come sei bella. Ti voglio bene. Sei diventata grande. Adesso vado a ballare, tieni tu, Stefano. Va bene. Dai, su. Vai a ballare, vai. Dove siamo qua? Io e il mio ometto. Siete scatenati stasera, eh?
Mamma, ma la mamma è bellissima. Quando ce ne andiamo? Eravamo qui 3 anni fa, proprio in questi giorni. Bambini, ragazzi e gli adulti. Tutti un po' smarriti, in crisi per qualcosa. La notte della festa, Elisabetta ha incontrato Alberto. Si sono innamorati. Ed è nata Alice. Mamma ed io non abbiamo più lasciato la Sicilia. Lei ha aperto un piccolo ristorante sul mare. È brava e la vedo serena. Ha saputo rinunciare al suo sogno, ma non ha mai perso l'entusiasmo. E quando la guardo muoversi tra i tavoli e intrattenere i clienti, penso che in fondo ha sempre avuto ragione lei. Nella vita è solo questione di fortuna. Lei mi ha insegnato che tutto si può superare e che il futuro c'è sempre, anche quando l'amore fa male. Anche quando, per bisogno di amore, si commettono errori imperdonabili. Che aveva avuto una storia con Gianmarco lo seppi dopo. Lei non ne vuole parlare, come tutti, quando vogliamo dimenticare una ferita. Gianmarco e Antonia non si sono mai lasciati. Quante cose ho visto finire quell'estate di 3 anni fa. E quante ne ho viste cominciare. Forse la vita è fatta così. Se non ti accanisci in un sogno che ti ferma e se non permetti a tutti i sogni di spegnersi, lei ti spinge come una corrente, anche quando credi di essere fermo. Giorno dopo giorno, ora dopo ora vola, cola tutta l'anima mia nella malinconia.
riesco più.